Da una parte i pensionamenti anticipati, dall'altra una popolazione che invecchia e avrà sempre più bisogno di assistenza a medio e lungo termine. Il settore sociosanitario del Veneto ha retto il colpo del Covid anche richiamando medici già pensionati o consentendo ai giovani specializzandi di entrare anticipatamente in servizio. Secondo i sindacati l'emergenza è stata affrontata con soluzioni tampone. Noi sostanzialmente abbiamo affrontato, non solo nel Veneto ma in tutto il Paese, la questione del personale in maniera emergenziale. È del tutto evidente che quando intervieni in emergenza ti trovi a tamponare e ti trovi a spostare una coperta corta da una parte e dall'altra. La questione è guardare i prossimi anni con una programmazione nazionale e regionale che tenga conto delle necessità e dei bisogni reali della popolazione. Noi riteniamo che serva da livello nazionale, livelli regionali, in sede di conferenza Stato-Regioni e con una collaborazione forte dell'università, riprogrammare non solo il bisogno formativo, aumentando i posti in formazione, ma rideterminare un fabbisogno con un investimento importante sul settore salute, con un programma straordinario di assunzione che guardi da qua ai prossimi 5 anni. Un esempio su cui molto si è discusso è l'attivazione di un corso di medicina anche a Treviso. Ma lì mi pare che a Treviso abbiano trovato la soluzione. Possono aiutare tutte le forme che in qualche maniera aiutino anche a fidelizzare le persone che studiano con il territorio. Quindi ogni forma che amplia l'offerta formativa e la avvicina al territorio è una forma positiva.